Oggi siamo a Gabrovizza e vogliamo presentarvi questa bellissima proprietà. È una casa indipendente che si sviluppa però su 2 edifici e di conseguenza può essere abitata anche da 2 o 3 famiglie. Ha una bellissima corte interna, andiamo a vederla. La proprietà, come vi dicevo, si sviluppa su 2 corpi principali. Da questa parte abbiamo la casa indipendente che è stata completamente restaurata, che adesso andremo a vedere anche con l'aiuto del nostro architetto. Invece da questa parte qua, con uno sviluppo a L, troviamo l'altra parte della casa. Come vi dicevo, attualmente è già predisposta per essere abitata come bifamiliare, ma volendo, attraverso il ballatoio esterno può essere creato il terzo ingresso per creare appunto una soluzione indipendente. Incominciamo quindi con la parte che è stata ristrutturata più recentemente, addirittura appunto qualche finitura manca, insieme a Pier Domenico, il nostro architetto, che vi spiegherà un attimino come sono stati eseguiti i lavori all'interno di questa ristrutturazione e anche un po' la disposizione interna. Entriamo nella prima parte della ristrutturazione, possiamo vedere il soffitto e il recupero delle travi in legno caratteristiche delle case carsiche, possiamo vedere l'uso della pietra, abbiamo la zona di servizio con nuova caldaia e un ampio bagno finestrato. Ci troviamo quindi in un primo ingresso dove praticamente non è stata ancora abitata la casa. Entriamo nella zona notte dove abbiamo la prima stanza matrimoniale, sempre con dei bellissimi inserti in pietra a vista, un lucernario molto luminoso e un bellissimo ballatoio in legno caratteristico dell'architettura carsica. All'interno diciamo della struttura che viene messa in vendita, questa è come avere un immobile indipendente ottimo per una famiglia. Ci possono stare tranquillamente una famiglia anche con 2 figli, perché abbiamo 2 camere da letto matrimoniali molto ampie, 2 bagni grandi, entrambi finestrati e una bellissima zona giorno con una cappa meravigliosa. Ricordiamo anche che parliamo di una proprietà che ha doppio accesso auto, quindi volendo si possono creare anche 2 ingressi indipendenti. Da quella parte c'è il secondo ingresso carraio e questa che vedete dietro di me è appunto la struttura della casa che potrebbe diventare come ulteriore bifamiliare. Da quella parte troviamo il ballatoio dove appunto può essere realizzato il secondo ingresso. Abbiamo infatti in questo piano 4 stanze da letto matrimoniali che affacciano sia sulla corte interna che sul lato opposto. Ricapitolando, siamo a Gabrovizza, 648.000 euro, un'intera proprietà divisa attualmente in 2 unità abitative, ma che volendo possono diventare anche 3. Per qualsiasi informazione in più, cliccate sul link che trovate sotto questo video, potrete visitarla virtualmente e avere tutte le informazioni che sapete che la nostra agenzia fornisce sempre.